Ancora un cordiale buonasera a tutti voi dalla Stella Azzurra. Si affrontano per il secondo match di giornata, ricordiamolo, la seconda della Lega Calcio a 8, l'FC 8 e il Ragnatela Pub. Tenterà la probabile rimessa verso Melchiorre, protegge il pallone e lo scarica, ancora palla buona per De Pedis, palla centrata, interviene il numero 5 della Ragnatela Pub, Lani, e non riesce ad agganciare la sfera. E la rete! Il Ragnatela Pub in vantaggio, pescato splendidamente in area il numero 14 Placido, che controlla e di sinistro scarica sotto la traversa la rete del vantaggio. Alla Stella Azzurra Ragnatela Pub avanti 1-0 sull'FC 8. Prova a cercare la corrente De Pedis, non riesce, 1-2 stretto, ancora Fiore avanti, il destro e la traversa! La rincorsa del numero 8 Orange, abbondanti 4 metri. Parte il destro, passa ed è gol! La palla in rete direttamente da calcio piazzato. Il numero 8 Fioramonti buca la barriera e buca la porta. Non ci arriva Ripani. All'ultimo minuto di questo primo tempo l'FC 8 perviene al pareggio. Il pallone era filtrato sull'errato tentativo di anticipo di Sante Cecchi e Perilli, la palla in rete, uno stacco imperioso del capitano numero 90 Perilli dell'FC 8, che di testa incrocia perfettamente sotto l'incrocio dei pali, proprio lì dove c'è la spy cam. 2-1 FC 8. La rincorsa, Morezzi a giro e traversa. Ancora Mellaro, destro di Mellaro e palla ancora respinta, ancora però buona per il sinistro dal limite del numero 3 di Vincenzo, e palla deviata in calcio d'angolo, veramente vicina alla terza marcatura l'FC 8 con il sinistro dal limite di Vincenzo. Ancora l'FC 8 prova a penetrare in aria Fioramonti, palla messa in mezzo, il destro in corsa e la rete! Strepitoso il gol in corsa, un destro di collo pieno che si è insaccato alle spalle di Ripani per il 3-1. Poderoso questo destro di Mellaro sulla rifinitura, spalle alla porta di Capitan Perilli. Ora Palombi che serve il solissimo al centro dell'area e la palla termina al lato in calcio d'angolo. Era da solo Fontana, servito dal compagno Palombi a corrente, un contropiede in piena regola, 2 contro 1, anzi se si può dire 1 contro 0, che avrebbe portato alla chiusura del match. Tuttavia è riuscito a salvarsi in corner e arriva adesso la rete della chiusura del match, quando siamo in pieno recupero. Il numero 2 Andrea Baroni, direttamente da calcio d'angolo di piatto destro, batte Ripani per il 4-1. Sicuramente ci siamo appoggiati sul risultato fatto dall'ultima partita e sull'inizio buono che abbiamo avuto durante questa. Purtroppo ci sono state un paio di situazioni che non siamo riusciti a controllare, siamo andati sotto, peccato, cercavamo proprio di fare bella figura oggi, proprio che c'era il presidente, c'era il nuovo sponsor, volevamo fare una bella partita, purtroppo è andata così, speriamo dalla prossima di rimetterci subito in carreggiata. Un cordiale buonasera a tutti voi dalla Stella Azzurra, seconda giornata di campionato Serie A Lega Calcio a 8, regular season. Si affrontano il Pizza Boom in maglia giallorossa e l'FC Hammers in consueto completo West Ham. Il pallone poteva diventare buono per Daniele Rossi, che lancia Stornelli, ancora Stornelli, il destro e la palla in rete! Il vantaggio del Pizza Boom con un destro sotto la traversa di collo pieno da parte di Stornelli. Quando siamo al 7° minuto circa della prima frazione di gioco, il Pizza Boom è avanti 1-0 sull'FC Hammers. Pettinelli scarica per Fabiani, azione avvolgente, il sinistro di Fabiani respinto da Stornelli, il rischio del retropassaggio, ancora il pallone per D'Amico che stava per segnare di tacco, solamente la traversa ha salvato la porta dei giallorossi. Ora Anicita, Stornelli
Stornelli avanza sulla destra, mette la palla in mezzo e la rete di Garofalo, una rete splendida, il pallone centrato dalla destra da Stornelli e la corrente Garofalo al volo fulmina il numero 1 Ponzelli per il 2-0 del Pizzaboom. Si accordano i due giocatori, l'arbitro fa rispettare la distanza, barriera a 4 per il Pizzaboom. La rincorsa, il sinistro e la palla in rete! Dimezza lo svantaggio l'FC Hammers con il calcio piazzato mancino del numero 7 Bettinelli direttamente in rete. Quando mancano circa 7 minuti al termine della sfida, l'FC Hammers si rifà sotto alla Stella Azzurra, Pizzaboom 2, FC Hammers 1. Battuto in favore del Pizzaboom, palla per Latini che fa da torre, il pallone stava per giungere di nuovo a Garofalo quando viene intercettato da Giovagnoli, palla per Stornelli di sinistro e la rete del 3-1, il sinistro di Stornelli appena fuori dal limite dell'area va a insaccarsi all'angolino basso alla sinistra di Ponzelli, il punteggio è pertanto di 3-1 in favore del Pizzaboom, riparte in velocità Garofalo, ancora Garofalo prova a trovare ancora una volta Stornelli che scivola, si rialza, tira una rete strepitosa, un destro incrociato sul secondo palo e speriamo che la Spycam nella porta abbia ripreso tutta questa azione. Stornelli in pochi minuti mette a segno 2 reti, questa veramente di pregevole fattura, e porta il risultato sul 4-1. Riparte rapidamente in contropiede, ancora Fabiani fermato per un attimo da Stornelli, Fabiani ancora il possesso della sfera, si lotta, il destro di Pontoni e la rete in gol di Valerio Pomponi di destro sul secondo palo, non riesce ad arrivarci questa volta Merciaro e il punteggio è sul 4-2. La risposta 1-2, ancora Stornelli ed è il quarto gol del numero 8. Stornelli, il Pizzaboom si porta sul 5-3 quando siamo ormai allo scadere e infatti in questo momento viene dichiarata la fine della partita. Ci abbiamo messa tutta per prendere i 3 punti dopo la bella prestazione di giovedì scorso, abbiamo vinto 10-1, oggi ci dobbiamo riconfermare e ci siamo riusciti, insomma, abbiamo giocato anche bene, quindi bene così. I ragazzi stanno giocando veramente bene, Rico ha fatto 6 gol, quanti gol hai fatto? 6 gol in 2 partite, l'anno scorso non ha giocato benissimo, sta ritornando a grandi livelli, c'è solo un problema, l'unico problema è dispiacere il nostro allenatore capitano, giocatore migliore della squadra, Daniele Rossi, che si è infortunato, l'unico problema, però terrà la squadra unita come ha fatto sempre fino a che non rientra. Inizia a fare freddo, iniziano ad arrivare anche i primi punti pesanti nella Lega Calciotto 2012-2013. Buonasera e ben trovati per la seconda giornata del campionato di Serie A. Buonasera e ben trovati per Global Service Ambiente, calciovideo.com. Quinquinio, apertura sulla destra per il numero 7. Conclusione con il destro, improvvisa, cercata dal numero 7 Manuel Cosimi. Patarini, siamo già dall'altra parte, apertura per Conti. Sulla corsia sinistra ancora Conti, si accentra Conti, scarica per Sestili, ancora Sestili, pensa al tiro, prende la mira, porta la palla sul sinistro Sestili, lo chiude, c'è il gol! Minuto numero 5, Global Service Ambiente in vantaggio, ha segnato il capitano Mirko Sestili. Ruba palla su un disimpegno errato del numero 3 del calciovideo.com che poi però riesce a rimediare, era stato Sperati ad avventurarsi in un disimpegno errato, così come adesso Bocalini che consegna la palla a Patarini, conclusione col sinistro e c'è il gol di Patarini. Mai concedere un pallone di troppo a Fabio Patarini, la dimostrazione evidente è arrivata adesso, minuto numero 17, il Global Service Ambiente raddoppia, pallone in avanti per Pacioni che non riesce a intervenire, riesce però a intervenire Del Sio che si coordina con il destro, grandissima caparbietà di Del Sio. Boccalini dalla bandierina, colpo di testa di De Angelis, completamente solo De Angelis, ha avuto il tempo per mirare, ma il suo colpo di testa è terminato di pochissimo sul fondo. Ne ha acquisto rispetto alla passata stagione anche il numero 5 Pellutri, Quinquinio col sinistro, palla che carambola sulla traversa.
con un calcio di punizione incredibile che è carambolato sulla traversa. Abrizzi prova con il destro, Goletti non trattiene, però poi si immola su Del Sio. Cosimi pensa al tiro, lo prova Cosimi, è un gol incredibile nel minuto numero 9. È un grandissimo gol con un mezzo esterno destro, Manuel Cosimi. Global Service Ambiente 3, calciovideo.com 0. Gabriele con il destro, D'Anversa appoggia di piatto per Conti, ha spazio per calciare, prova Conti ed è un grandissimo gol. Un grandissimo gol, conclusione con il destro, Cristian Conti, anche lui sul numero dei marcatori. E c'è il gol del 4-0. Cianetta qua non so cosa volesse fare, probabilmente appoggiare il pallone a un compagno di squadra, palla però termina sul fondo. D'Anversa, gran giocata di D'Anversa, ha spazio per provare il tiro, Tommaso D'Anversa, e arriva anche la sua firma sulla partita della Stella Azzurra. Global Service Ambiente 5, calciovideo.com 0, ha segnato Tommaso D'Anversa. Più che soddisfatto, siamo un bel gruppo, siamo all'inizio del campionato, un gruppo nuovo, stiamo cercando ogni partita di mettere qualcosa in più e dobbiamo continuare così. Buonasera a tutti, si affrontano allo Sport City Studio Bonfiglio Immobiliare Eurobet. Entrambe le compagini nella prima giornata hanno riportato una sonora sconfitta. Un cavallo di razza. Tanto Mosca prova a levare le castagne dal fuoco, ma riesce soltanto a mettere in moto l'attacco dell'Eurobet, che ora va in avanti. Passaggio a Bertini, che gol spettacolare di Bertini che incastona la sfera dove Pilotti non può arrivare. Grandissimo gol all'incrocio da incorniciare, sicuramente questo lo metteremo in scaletta tra i gol migliori. Lo Studio Bonfiglio sicuramente sulle palle alte può godere di diversi giocatori dalla stazza grandissima. Ancora un grandissimo tiro da parte dell'Eurobet, stavolta dai piedi di Angelè, che comincia a scaldarsi. Non voleva sicuramente prendere il secondo gol di fila all'incrocio. Ancora Bertini da fuori. Ancora un tiro sulla respinta dove non se l'aspettava nessuno, quando meno se l'aspettavano tutti. Ha tirato fuori il coniglio dal cilindro e Fogler l'ha messa dentro. C'è l'espulsione conseguente alla doppia ammonizione. Un fallo che poteva sicuramente risparmiarsi l'attaccante dell'Eurobet. Pesante questa decisione arbitrale, che prova a trovare qualche compagno di squadra, uno sbocco, trova Citronelli, poi sulla destra per Mosca, al centro per Fuoco. Ancora Fuoco e Cardelli che dialogano. Fuoco al centro, trova Citronelli, prova la conclusione. Grandissimo gol dello Studio Bonfiglio che riapre i giochi. Gol di Mosca, non di Citronelli. Scusate l'errore. Parte Cardelli sulla sinistra, trova l'appoggio del numero 5 che poi la conclusione da fuori. Caperchi stavolta ci mette lo zampone e dovrà soffrire fino alla fine. Tanto in avanti sempre Figucci con Citronelli. Figucci, passaggio all'indietro, ottimo il tiro di Cardelli che esplode un gran destro, un gran piattone. Attenzione, molte torri per il Bonfiglio, palla però la Sotera, pericolo! E c'è l'autogol clamoroso! Autogol clamoroso! E lo Studio Bonfiglio pareggia i conti con il regalo di Fogler. La partita finisce 2-2. Abbiamo dimostrato molto più carattere, più voglia, anche sotto di 2-0. È vero, sì, l'espulsione magari ci ha aiutato, siamo riusciti a girare un po' più il pallone, però la squadra ha dimostrato veramente tanta carattere, rabbia e voglia comunque di fare e di cercare comunque di uscire dal campo con l'orgoglio. Buonasera, potremmo dire una classica tra Super Ciccio e Lazio Calcio 8. Queste squadre si sono affrontate più volte nella Serie A2, addirittura nella finale, nella finalissima di Coppa Italia che ha visto prevalere la Lazio Calcio 8. Ora si ritrovano nella massima serie. E l'attaccante, un po' di difficoltà per la Lazio che rischia tantissimo. L'arbitro ferma il gioco e decreta il calcio di rigore. Un'indecisione pesante per la Lazio. Costringe l'estremo difensore a intervenire in maniera fallosa sul giocatore. Un rigore che può avere molti più significati. Ed è dentro però, spiazzato. Mastro Pietro Mazzesi segna il punto per il Super Ciccio.
1-0. Si è andato a Princigalli. Intanto conclusione del numero 5. Pericolosissimo. Rimessa adesso Maramao che butta al centro. Controlla benissimo Pantaleoni e in qualche modo conclude, ma Mastropietro si supera. Palla De Angeli. Ancora De Angeli. Conversa con Alivernini. De Angeli ha lo spunto buono. Oh, in conclusione verso Boni. E altrettanto la respinta. Bozzetto per Alivernini. Alivernini contro 3. Viene chiuso. Prova che ha conclusione. Bomba di Alivernini. E aspettavamo questo. Stavamo aspettando la prodezza di Alivernini a cui ci aveva abituato nella stagione scorsa. Manca l'aggaggio buono con il pallone. Ne può approfittare Pantaleoni che mette in moto il numero 11 Princigalli. In qualche modo Mastropietro si salva. Vuole battere subito Princigalli. Palla a Martino. Martino appoggia all'indietro per Lanzi. Lanzi ancora Princigalli che si è spostato sulla destra. Se ne va Princigalli, li mette al centro. C'è Pantaleoni, può andare a concludere. Pantaleoni si accentra, buona la conclusione. La palla finisce fuori. Si chiama fallo di mano probabilmente. L'arbitro decreta. Vediamo cosa decide l'arbitro, se dice che quel fallo di mano è stato volontario. Mazzesi ancora una volta contro Mastropietro. Seconda occasione per i Supercicci di portarsi avanti su calcio piazzato. Va Mazzesi, ancora una volta spiazzato Mastropietro, ancora una volta su calcio di rigore. Si riporta avanti il Superciccio. Intanto Fumogeni tra gli spalti. Si colora di rosso la notte dello Sport City. Viene però fermato l'arbitro. Stavolta tira fuori il cartellino giallo e c'è la conseguente espulsione. Probabilmente è una conseguenza anche della mancata ammonizione precedente. Quella volta l'arbitro aveva perdonato. Risicato vantaggio di un gol. Ricordiamo 2 rigori, entrambi realizzati da Mazzesi. Hanno portato in vantaggio il Superciccio dopo il pareggio momentaneo di Alivernini, che è ancora al centro. Grandissimo gol! Capolavoro di Tacco. Anche la porta vibra dopo questa prodezza di Lana, il numero 10. La partita finisce qui 2-2. Pareggio spettacolare, partita accesissima. Allora, dell'arbitraggio preferisco non parlare perché poi a fine partita insomma è sempre deleterio continuare a tirare fuori argomenti negativi. Tutti abbiamo visto quello che era, secondo me i rigori non c'erano, però va bene così, l'arbitro ha fatto un buon arbitraggio. Per quanto riguarda la partita, loro sono un'ottima squadra, l'hanno dimostrato l'anno scorso in finale di Serie A2, hanno 2 o 3 elementi di altissimo livello, sono completi, sanno girare la palla, quindi per noi è stata una partita difficile. È stata una bella partita secondo me, altissimi livelli. Noi siamo 2 squadre che faremo bene in questo campionato. Sull'episodio lui ha detto che non voleva parlare dell'arbitro, poi dice che non è rigore. Secondo me invece rigore è pure espulsione, visto che la prende con le mani sulla riga. Poi però sono episodi, insomma, una partita che potevamo vincere come potevamo perdere, secondo me. È una bella partita.